Ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calcio, Batman Napoletano. Come state? Tutto bene? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Parlo in questo video, nel terzo o quarto video di giornata, ma non mi ricordo, parlerò della partita del Napoli, che farà oggi alle 6 contro il Genoa. Come abbiamo visto, il Napoli Antonio Conte, l'allenatore del Napoli, non ha rilasciato interviste per, diciamo, secondo me, non creare scompiglio come è successo nei post oppure pre-gara delle partite precedenti, come è successo in quella col Girona, se vi ricordate. Vabbè, lasciando stare questione conferenza stampa e Antonio Conte, andiamo a parlare eh, della partita Napoli-Genoa, che si terrà alle 6, si potrà vedere sia su Sky, sia su DAZN, sia su Now se non mi sbaglio. Secondo me il Napoli andrà come detto nei video precedenti, andrà a segnare al 60° minuto, andrà a fare solo un gol, quindi se vi ricordate vi dissi che come risultato, come schedina da giocarvi, di un secco. Secondo me il Napoli appunto segnerà al 60° sul gol di McTominay che si sbloccherà finalmente dopo tanto tempo su assist di Neres che inizierà a giocare come fece nei primi 6-7 mesi nel campionato 24-25, ma anche verso le ultime partite della scorsa stagione. Poi secondo me il Genoa terrà a testa al Napoli e non lo farà passare molto. Se vi ricordate la partita Napoli-Genoa 24-25 finita 2-2 per i due club, che è stata, diciamo, quella partita, se andava vinta il Napoli poteva essere una sfida che è verso lo scudetto, nel senso che si poteva già dire che lo scudetto era nostro, perché se vincevamo eravamo a 3-4 punti di distanza dall'Inter. Poi vabbè, siamo arrivati alla fine del campionato contro il Cagliari. Abbiamo vinto 2-0 con il gol di McTominay e Lukaku. Però vabbè, torniamo alla partita di stasera. Secondo me il Cagliari rispetto al Napoli avrà più azioni, magari anche un'azione da rigore il Genoa avrà, che diciamo verso la fine del primo tempo più o meno, che Meret secondo me giocherà titolare, andrà a parare. Secondo me la mia probabile formazione sarà modulo 4-3-3, porta Meretta, difensori di Lorenzo, Beukema, Joao Jesus e Spinazzola, centrocampo a 3, Anghissà, Lobotka, McTominay e Kevin De Bruyne che entrerà verso il 46esimo, 46esimo, 47esimo, insomma all'inizio del secondo tempo. E attacco a 3 con Holiund e Politano e Neres, e poi secondo me Nolang entrerà e farà pure una bella partita, entrerà al 72esimo secondo me, una decina di minuti dopo il gol del Napoli. Secondo me farà una bella partita, avrà qualche azione, però non ci riuscirà a segnare. E, e che dire, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like, un'iscrizione e un commento, ciao!